Riprendiamo adesso la lettura dell'Epistola ai Filippesi. L'abbiamo interrotta bruscamente, direi, venerdì scorso, leggendo 3 versetti, non di più, perché poi i problemi tecnici ci hanno un po' impedito. Ma questa sera, Dio volendo, vogliamo proseguire nella lettura e siamo arrivati al capitolo 3, al verso 3. Per chiarezza rileggerò dall'inizio del capitolo e poi ci addentriamo negli aspetti dell'epistola che Paolo affronta a questo punto. Del resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Io non mi stanco di scrivervi le stesse cose, e ciò è garanzia di sicurezza per voi. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. E fino a qui siamo arrivati, perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. E così ci eravamo interrotti venerdì scorso. Paolo accenna, ricapitola a questo punto dell'epistola quanto ha detto e come se facesse un riassunto dice: se devo ricordare una cosa principale tra tutte quelle che ho detto, scelgo questa: rallegratevi nel Signore. E in questo momento lui aggiunge l'espressione nel Signore perché deve far capire che la gioia di cui sta parlando ripetutamente non è una gioia che si procura attraverso i mezzi terreni, ma è una gioia che viene dal Signore. Quindi questa espressione è nuova nell'epistola ed è un'espressione che noi spesso usiamo come credenti, rallegriamoci nel Signore, che vuol dire tante cose, vuol dire nell'opera della salvezza, nella grazia, nella misericordia del Signore, addentrandoci nelle cose del Signore. Quindi tutti questi aspetti che riguardano la dimensione della gioia spirituale che il Signore ha comunicato al nostro cuore. E lui dice: vi ripeto le stesse cose perché voi non abbiate prurito d'udire novità. Io non mi stancherò di dirvelo, e questa è per voi una garanzia. Anche perché voi vi dovete guardare da quelli che lui definisce cani, che abbiamo detto era un'espressione che i giudei usavano per i pagani. In realtà Paolo ribalta, sta parlando dei ex pagani, quindi dei gentili, e sta dicendo a loro: no, i cani sono loro, i giudei che vogliono portarvi una dottrina che non è quella della grazia, è la dottrina dei riti, è la dottrina delle usanze ebraiche, della legge di Mosè. Dice: sono cattivi operai, quindi non compiono una buona opera, ma compiono una cattiva opera. E la loro circoncisione, che è il loro punto di grande osservanza dei riti e quindi di irreprensibilità, in realtà è una mutilazione, perché la vera circoncisione da quando è venuto Cristo è quella dello spirito, è quella del nostro cuore. Noi abbiamo accettato il Signore, Lui ha segnato la nostra vita, la nostra anima con l'opera sua. E così riprendiamo dal versetto 4, quindi ho fatto una brevissima panoramica. Benché io avessi motivo di confidarmi anche nella carne. Paolo sta dicendo: noi ci vantiamo in Cristo, non ci vantiamo più nelle cose della carne. Benché io avessi motivo di confidare anche nella carne. In altre parole, Paolo sta dicendo: non è uno sprovveduto che vi sta parlando, non è un uomo che dice guardatevi da quelle persone perché io non posso raggiungere quel livello. Allora, quasi a dire, visto che sono lontani da me, voi tenetevi lontani perché non potrò mai essere al loro livello. No, non sta dicendo questo Paolo, sta dicendo: guardate che non è uno sprovveduto a parlare. Fino adesso ho tenuto un profilo basso per mansuetudine, perché voglio glorificare il Signore. Ma se dovessi parlare, avrei da dire e avrei da rendere ammutoliti tutti questi cani, cattivi dottori, contestatori che vogliono insegnare e sbagliano. Non so se vi è mai capitato di
trovarvi davanti a persone che, oppure noi stessi vivere questa esperienza, di parlare di noi stessi, di vantarci in qualche modo, di essere questo, di essere quello, di aver capito le situazioni, avere di fronte persone che rimangono in silenzio. E noi, più loro rimangono in silenzio e più noi parliamo, più ci convinciamo che sono persone che non hanno nulla da dire, che noi dovremmo insegnare loro in qualche modo. Però a un certo punto capita che queste persone che sono rimaste nel silenzio iniziano a dire una, due cose riguardo alla loro esperienza, alla loro competenza, e noi lì scopriamo improvvisamente che siamo di fronte a persone molto più competenti di noi, molto più esperte di noi, e iniziamo a sentirci piccoli piccoli perché ci siamo vantati di poco davanti a persone che sono dei maestri. Ecco, questo è un po' quello che Paolo sta provando a trasmettere ai Filippesi, un po' per infondere in loro la fiducia nell'insegnamento dell'Apostolo, dicendo guardate che io non ho tenuto un profilo basso perché non so che cosa dire, perché loro hanno degli argomenti che sono superiori ai miei. Io se dovessi vantarmi nella carne, ma non lo faccio, non lo voglio fare, voglio mettere Cristo al di sopra. Questo è il tema del brano che meditiamo questa sera. Se volessi vantarmi nella carne, potrei farlo. E vi do un breve accenno, dice Paolo, che vi fa capire che se non l'ho fatto prima, l'ho fatto perché ho uno spirito mansueto, non ho alcun interesse né a contestare né a rivaleggiare con chi vuole primeggiare. Non ho neanche interesse a elevare me stesso. Del resto, se vi ricordate, nel capitolo 1 lui diceva: molti pensano di farmi dei dispiaceri, dandosi più da fare, in modo che gli altri possano dire, vedi, anche senza Paolo possiamo andare avanti. E Paolo aveva detto, poco mi importa, l'importante è che Cristo sia glorificato, che Cristo sia predicato, perché lo scopo della mia vita è far diffondere l'Evangelo, e se sono io lo strumento o è qualcun altro, non importa, l'importante è che Cristo arrivi ai cuori. E quindi dice Paolo, con lo stesso tono, benché se volessi io avrei motivo di confidarmi anche nella carne. E qui inizia un elenco numeroso di 7 punti che sono un po' il suo curriculum, se vogliamo. E quando noi iniziamo a leggere il curriculum di Paolo e ci mettiamo nei panni di quelli che andavano nelle chiese per contestarlo, ci rendiamo conto che c'era poco da contestare. Le referenze di Paolo sono ineccepibili. Primo punto, lui fa una carrellata veloce, dice: se molti pensano di confidarsi nella carne, io posso farlo molto di più. Per esempio, primo punto, circonciso l'8° giorno. Quindi anche quando io non potevo decidere di me stesso, ero in un contesto familiare di estrema irreprensibilità riguardo al rispetto dei dettami della legge di Mosè. Bisognava circoncidere i bambini, non ci addentriamo nel motivo per cui l'8° giorno, motivi igienici e così via. Però Paolo dice, anche quando io ero neonato, vivevo in un clima di estrema osservanza della legge di Mosè, quindi nessuno può dire sono stato circonciso un giorno dopo, non sono perfetto nella circoncisione, io sono stato circonciso l'8° giorno, come insegna la legge di Mosè. Secondo punto, della razza di Israele. Non arrivo da un ibrido, non sono un meticcio, non ho una discendenza mescolata con varie culture, io sono della razza di Israele. E se non mi credete, terzo punto, ho una genealogia ben chiara, non confusa, sono della tribù di Beniamino. Ancora dice, punto numero 4, ebreo figlio di ebrei. Quindi sta dicendo in qualche modo, non sono come potreste contestare Timoteo, che aveva il padre greco e la mamma ebrea. Io sono ebreo figlio di ebrei, quindi nella mia discendenza abbiamo ebrei su ebrei, quindi è come se fosse una pura razza semitica, quindi nessuno può contestare che non faccia parte del popolo del Signore. Quinto punto, quanto alla legge, fariseo. Ora, Paolo sapeva
quanto lontani dal cuore della legge fossero i farisei, ma lui sta dicendo che faceva parte di quel partito che era il più scrupoloso nel rispetto della legge. Quindi sta dicendo, se questi che sono ancora legati alla legge vogliono contestare che io non lo sono, beh, io posso dire loro che loro sono attaccati alla legge di Mosè, ma magari non sono farisei, quindi sono un po' degli osservanti fai da te. Io facevo parte invece di quel partito che era estremamente purista, rigoroso, teneva al massimo al rispetto. Gesù condannò, vi ricordate i farisei quando disse voi calcolate la decima delle foglie della menta per dire che avete dato la decima di tutto, tralasciando poi le cose importanti come curarvi dei vostri genitori, per esempio. Quindi lui sta dicendo, nessuno mi venga a contestare che io non conosca o non abbia osservato la legge. Cioè, se sono arrivato al punto di dire che in Cristo abbiamo superato l'osservanza dei riti di Mosè, non lo dico da facilone, lo dico da un ex fariseo, quindi ecco perché lui chiama in causa questo suo passato. Quanto alla legge fariseo. Sesto punto, quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Sta dicendo, nessuno mi dica che sono un molle, che sono una persona passiva, che lascia correre gli eventi. No, io ho preso delle posizioni, certo nell'errore, però nel mio errore, nell'ignoranza, lui dirà, io ho dato prova che ero animato da un sincero zelo. Quindi sono zelante nelle cose del Signore, non parlo per comodità, ho pagato il mio prezzo, sono tuttora in prima linea nell'opera del Signore in prigione. E quindi quanto allo zelo, se volete una prova, beh, anche quando ero nell'errore ero zelante, ero un persecutore della Chiesa. E quanto alla giustizia che è nella legge, settimo punto che cita l'Apostolo, irreprensibile. Dice, io ero un modello per i miei coetanei, ero un modello per i farisei, ero un modello tanto che addirittura mi affidarono dei mandati quando perseguitavo la Chiesa, conosciamo la testimonianza di Paolo, quindi ero irreprensibile. Paolo sta dicendo, noi eh, mettiamo la nostra vita e stiamo in silenzio, subiamo torti, perché amiamo il Signore, ma se dovessimo parlare di quello che siamo, di quello che comprendiamo dell'opera del Signore, beh, io avrei da vantarmi molto più degli altri. E quindi questo fa Paolo in brevissimo tempo, spende il verso 5 e il verso 6, poche parole. In poche parole ha tirato fuori un curriculum che fa impallidire chiunque, quindi sta parlando di sé, però si ferma, due versetti e si ferma, non vuole parlare di sé. E infatti, come finisce di dire quanto alla legge irreprensibile, chiarisce subito quali sono le sue priorità. Ma ciò che per me era un guadagno, l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. E qui è la domanda per noi: come ci consideriamo? Perché noi potremmo avere l'attitudine dei versi 5 e 6 di Paolo e dire: ma io tutto sommato sono sempre stato fedele al Signore, ho sempre servito il Signore, sono sempre presente, non mi tiro mai indietro, sono zelante, sono irreprensibile, condanno il male, arrivo da una cultura di credenti. Questo era quello che stava dicendo Paolo. Il problema è se noi ci fermiamo in questa attitudine al versetto 6 o se proseguiamo come fa Paolo col versetto 7 che demolisce tutto quello che lui ha appena detto. Non si tratta qui di demolirlo a parole, si tratta di demolirlo nei nostri sentimenti, perché tutto sommato è il nostro cuore quello che noi dobbiamo verificare. E noi sappiamo nel cuore, se anche diciamo, ah sì, io comunque metto il Signore al primo posto, tutto sommato sappiamo se nel nostro cuore c'è un senso di gratificazione per quello che siamo, per quello che facciamo per il Signore. Quindi la domanda che lascia Paolo ai Filippesi e a noi
che stiamo meditando queste epistole è come ci consideriamo. E forse questi giorni di isolamento che ci lasciano soli con noi stessi possono aiutarci a comprendere che la nostra considerazione di noi stessi, tutto sommato, è poca cosa davanti alle cose che il Signore ha fatto per noi. Proprio qualche giorno fa consideravamo con qualche conservo che quello che facciamo per il Signore è veramente nulla rispetto a quello che Cristo ha fatto per noi. E quindi Paolo al versetto 7 chiude il suo descrivere le sue referenze dicendo: ma ciò che per me era un guadagno, e qui sta sottilmente dicendo a quelli che si sono presentati forse in questo modo ai Filippesi, questi falsi dottori, questi giudaizzanti, che pensavano che queste fossero cose che dessero loro dei guadagni agli occhi dei credenti e quindi una posizione di privilegio. Paolo dice: ciò che per me era un guadagno, io l'ho considerato un danno, cioè una perdita economica, letteralmente, a causa di Cristo. Quindi ciò che può essere considerato una raccomandazione per fare una scalata sociale, avere dei vantaggi tra le persone, ciò che è un guadagno agli occhi degli uomini, io l'ho considerato un danno a causa di Cristo, perché ho capito che queste cose mi avevano tenuto lontano da Cristo. Ecco perché nelle sue referenze Paolo continuava a essere zelante, irreprensibile, amava il Signore, si sentiva legato al popolo di Dio, che in questo caso era la Chiesa, però non fa riferimento al Paolo convertito, fa riferimento a quello che era prima, dicendo: io queste caratteristiche le avevo anche prima di conoscere il Signore, ma mi sono reso conto che quelle cose che prima io consideravo un guadagno, quando ho scoperto Cristo, tutte quelle cose hanno perso completamente valore. Versetto 8, anzi, a dire il vero, e quindi qui arriva al tempo presente, ha parlato del passato e ha detto era un danno. A dire il vero, ritengo che ogni cosa, anche le cose che ho ottenuto adesso, anche la stima, la qualche considerazione che ho nelle chiese, quello che sono, quello che dicono di me, quello che scrivo, quello che posso fare nel Signore, dirà in un'altra epistola: non io, ma la grazia di Cristo che è in me. A dire il vero, ritengo che ogni cosa, comprese le cose attuali della mia persona, siano un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E lui dice qui nel testo originale c'è proprio un gioco di parole sulla parola danno. La parola danno è proprio un termine economico, quindi dice è quello che porta al fallimento, quello che crea un problema economico, quello che ti manda in povertà. Lui dice: quello che per me prima era un guadagno, io l'ho considerato un danno. E se c'è qualcosa oggi che io possa aver ottenuto, la nostra traduzione dice: ho rinunciato a tutto, nel senso ho considerato questo che ho adesso come un danno, come qualcosa che mi può procurare una perdita eh, di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù. In altre parole, Paolo sta dicendo: nella mia mente è costantemente presente un fatto, che ho davanti due scelte, due valori: quello che posso ottenere oggi, quello che ho ottenuto, quello che ho fatto nel passato, quello che sono oggi per le mie qualità, e l'eccellenza di Cristo. Ho sempre davanti questa scelta di valori e io so che di fronte a queste due cose, che sono come su due piatti della bilancia, ciò che vale di più è sempre la conoscenza di Cristo. E quindi davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo, guardate che io considero tutto quello che sono, che ho capito, come un danno. E adesso rincara la dose. Dice: io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo. E la parola spazzatura è rifiuti. Rifiuti, ma i rifiuti peggiori che voi potete considerare, quindi le cose più impure, i rifiuti
della peggior natura, non mi addentro nei dettagli. Lui dice: io tutte le cose umane, quelle per cui voi vedete che ci sono persone che si spendono, lottano, fanno carte false per ottenere tutte queste cose io le ho considerate la peggiore specie dei rifiuti al fine di guadagnare Cristo. E improvvisamente, con questa parola guadagnare Cristo, lui collega i tre versetti 7 e i due versetti 7 e 8, perché lui diceva ciò che era un guadagno, l'aveva detto prima, adesso ho trovato un altro guadagno ed è il guadagno di Cristo. Io ciò che prima era un guadagno è improvvisamente diventato un danno fallimentare, un danno economico, perché il guadagno vero è Cristo. Sia questo il nostro sentimento. Cristo è l'unico guadagno della nostra anima. E se c'è qualcuno che sta ascoltando in questo momento e non ha dato il cuore al Signore, sappia che l'unico vero guadagno per un uomo, per una donna, l'unico vero guadagno per l'anima è Cristo. L'eccellenza della conoscenza di Cristo è un valore di gran lunga superiore a ogni altra cosa che si può ottenere in questa terra, anche la considerazione umana, anche la stima, ogni cosa è un danno al confronto di Cristo. Signore, ci aiuti a avere questo sentimento. Quello che era anche in Giovanni Battista: conviene che lui cresca e che io diminuisca, dirà Giovanni, quando in qualche modo provarono a metterlo in competizione con Gesù. E Paolo dice, versetto 9, io considero ogni cosa un danno, spazzatura, perché voglio guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E qui sta spiegando in qualche modo un motivo molto pratico, molto, come dire, permettetemi questo termine, economico, visto che sta usando la parola danno, che è letteralmente danno economico, nell'economia della mia salvezza. Quindi non è soltanto una questione di scegliere la cosa che ha più valore, che è così, ma anche nell'economia della nostra salvezza. Quindi, se vogliamo essere pratici riguardo a come saremo salvati, noi dobbiamo sapere che tutto quello che era un guadagno, che è la nostra giustizia, quindi quello che facciamo, l'essere irreprensibili, le nostre opere meritorie e tutte queste cose, quando io mi presenterò davanti a Cristo, quando sarò trovato in Lui, Lui mi chiederà come sei, come ti stai presentando a me. E se io mi sarò presentato con il mio guadagno terreno, quindi la mia giustizia, derivante dalla legge, io non sarò salvato. E allora io voglio rinunciare a tutte queste cose e voglio sforzarmi di acquistare Cristo nella maniera più profonda possibile, perché io possa essere trovato in Lui mediante la giustizia che viene da Dio, che è la giustizia che si basa sulla fede, perché tutto è per Cristo e niente è per noi. Tutto è a causa di Cristo e niente è a causa nostra. Tutto è per i meriti di Cristo e nulla è per i meriti nostri. Solo la fede in Cristo salva, non la nostra giustizia. E voglio parlare ai credenti dicendo questo: se anche siamo nella fede, siamo nel Signore da lungo tempo, questo non ci salverà. Soltanto la fede in Cristo ci salverà, perché anche il nostro rimanere nel Signore, il nostro operare nel nome del Signore, può trasformarsi in un'opera meritoria se noi ci presentiamo a Dio dicendo: ho fatto questo, ho compiuto questo, sono stato frequente, sono stato zelante, ho fatto questo e quest'altro. No, tutte queste cose noi le facciamo per la grazia di Cristo. Ma cosa ci salverà? Sarà la fede in Gesù. Questa è la giustizia che viene da Dio, è una giustizia che è basata sulla fede. E in questo modo lui smonta tutti gli argomenti di quei falsi dottori che lui aveva chiamato cani, che avevano presentato ai Filippesi
un'altra fede in Cristo che richiedeva sì l'accettare l'opera della croce, ma li riportava alla circoncisione, al rispetto delle leggi che erano degli ebrei e non dei greci come erano i filippesi. Quindi Paolo ha per un attimo aperto la sua vita ai filippesi dicendo: guardate che so quello che dico, potrei vantarmi anch'io nella carne, ma non lo voglio fare perché io voglio essere salvato e posso essere salvato soltanto mediante la fede. E anche quello che io posso avere è spazzatura, non ha valore, perché io ho visto Cristo, io ho conosciuto Cristo e lo voglio conoscere di più. Per concludere, mi dilungo solo ancora un minuto per chiudere questo paragrafo. Dice Paolo al versetto 10: tutto questo allo scopo di conoscere Cristo. Io lo voglio conoscere di più, perché voglio raggiungerlo, perché quello che conosco adesso e che voglio conoscere di più so che comunque è parziale, e quando lo potrò conoscere appieno sarà il giorno in cui lo vedrò faccia a faccia, quindi devo arrivare a quel giorno. E lui dice: io lo voglio conoscere attraverso i due aspetti terreni con i quali Cristo si è manifestato a noi. E i due aspetti terreni sono la potenza della sua resurrezione, che quindi ci parla della vittoria dell'opera della croce, ma la resurrezione è un fatto che è stato visibile, è stato terreno, l'hanno visto risorto Cristo, l'hanno visto il terzo giorno, l'hanno visto per i 40 giorni successivi e così via. E poi dice la comunione delle sue sofferenze, perché la vita di Cristo sulla terra, soprattutto nei 3 anni di ministero pubblico, sono stati anni di sofferenze. Lui ha sofferto fino ad arrivare al culmine del Golgota. Quindi Paolo dice: io lo voglio conoscere e voglio conoscere gli aspetti con i quali qui sulla terra lui si è rivelato a noi, e sono la potenza della sua resurrezione. Infatti i cristiani ripieni di Spirito Santo sono testimoni della resurrezione di Cristo, quindi noi possiamo conoscere la potenza della risurrezione di Cristo negli effetti di Cristo vivente in noi, nei consigli dello Spirito Santo, nell'opera di santificazione, nella guida dello Spirito Santo, in tutte le esperienze che facciamo nel Signore. In questo noi vediamo la potenza della risurrezione. E l'altro aspetto è la comunione con le sue sofferenze, quindi sapendo che si può anche soffrire per l'opera del Signore. E Paolo lo sa che, anzi è in prigione, lo sta dicendo, testimoniandolo, che avrebbe sofferto, per giungere, e qui c'è una grande umiltà dell'Apostolo, in qualche modo. Quindi dice: non pretendo, non vado spavaldo dicendo assolutamente io sono un metro sopra di voi, per giungere in qualche modo. Quindi dice: mi sento così misero che non so neanche come ci arriverò, devo davvero confidare nella grazia di Cristo per arrivare in qualche modo alla resurrezione dei morti, che lì voglio arrivare io. Perché se davvero voglio conoscere di più Cristo, devo arrivare lì, devo arrivare al punto di vederlo, di vederlo con il mio corpo glorificato, alla sua presenza nella gloria. E quindi Paolo dice: fratelli, non lasciatevi sviare, rallegratevi nel Signore, concentratevi su Cristo, lasciate stare le vostre pretese, confidate nel Signore. Noi dobbiamo arrivare a vederlo faccia a faccia, dobbiamo arrivare alla resurrezione dei morti, dobbiamo contemplare la gloria del Signore. Questo è il grande incoraggiamento che Paolo fa avvisando riguardo a quelli che cercavano di sviare dalla sana dottrina i filippesi. Proseguiremo, Dio volendo, la prossima volta con il passo che poi, se vi ricordate, abbiamo meditato domenica scorsa, ma lo vedremo poi dettagliatamente verso per verso. Quello che rimane nel nostro cuore dopo la lettura di questo brano deve essere che la nostra vita deve essere un completo arrendimento. Tutto quello che possiamo fare per il Signore deve essere per noi motivo di gratitudine perché il Signore ci ha concesso di farlo, ma dobbiamo comunque riconoscere che ogni cosa viene da Lui e ogni cosa davanti all'eccellenza della conoscenza di Cristo perde valore. Fratelli, sforziamoci di conoscere di più il Signore. Dio ci benedica.